Giovedì 5 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Per capire meglio che cosa capita nel mondo, Mare Liberum, oggi convegno a Catania, anche domani. Vantaggi e problemi degli sconti al supermercato, il famoso carrello tricolore, poi le risse a sferracavallo purtroppo e i corsi gratuiti per i percettori di reddito di cittadinanza. Questo è il nostro menù di oggi, ma prima di tutto le notizie. Dopo Catania anche il Tribunale di Firenze ha bocciato il decreto Cutro, considerando illegittime le espulsioni dei richiedenti asilo provenienti dalla Tunisia. Intanto il Ministro della Giustizia Nordio alla Camera ha confermato il ricorso alla Cassazione sull'ordinanza della giudice di Catania che ha annullato il trattenimento nei CPR di 4 migranti. Vediamo. Continua la polemica dopo il caso che coinvolge la giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita nella bufera per non aver convalidato il trattenimento di 3 migranti nel CPR di Pozzallo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio conferma il ricorso in Cassazione. L'annuncio alla Camera. Si tratta di un approfondimento tecnico che la cui risoluzione noi devolveremo alla Corte Suprema di Cassazione. Abbiamo esaminato questo provvedimento con attenzione, abbiamo trovato delle criticità, soprattutto nella interpretazione di alcune norme che sono complesse e il Ministero degli Interni proporrà di concerto con noi ricorso per Cassazione. L'intenzione è di procedere entro i previsti 60 giorni in considerazione del fatto che si ritiene la normativa italiana del tutto coerente con quella europea e del dettato costituzionale. Non fa sconti all'esecutivo l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Le dichiarazioni di esponenti del governo e della maggioranza parlamentare esprimono una preoccupante visione delle prerogative di verifica di legalità esclusivamente attribuite alla magistratura e ne minano l'indipendenza e l'autonomia. Attacca così la giunta del sindacato delle toghe. Il ministro Nordio risponde anche su questo. È un problema squisitamente tecnico che non mette minimamente in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il resto fa parte di quelle modalità, per così dire, di dialettica politica. L'accusa che muove l'Associazione Nazionale dei Magistrati è sostanzialmente la stessa contenuta nella richiesta di apertura di una pratica a tutela di Apostolico, formalizzata dal Comitato di Presidenza del CSM. A Catania più operatori e più spazzamento, rivoluzione in vista nella raccolta dei rifiuti nella zona centro. Il comune cambia passo, adotta una variante alla gara d'appalto con un potenziamento dei servizi e l'assunzione di 110 netturbini finora precari. Tante le novità per restituire alla città pulizia e decoro. Vediamo. Variante al capitolato d'appalto nell'8 centro di Catania, gestito dal Consorzio Gema, con l'assunzione di oltre 100 precari ed una raccolta dei rifiuti che finalmente cambierà passo. Più operatori, più spazzamento e più decoro. Così l'amministrazione Trantino dà il via ad una manovra per cercare di fare uscire la città dall'emergenza spazzatura. Una svolta radicale e per certi versi epocale, con un servizio ad hoc per la raccolta differenziata nei mercati storici e rionali, ma anche un potenziamento dello spazzamento manuale e meccanizzato, con sistematico lavaggio delle strade e scerbamento che avverrà in via continuativa nel corso delle settimane nel centro storico ed almeno ogni 4 mesi nel resto della città. Novità anche per il decoro del Castello Orsino, con il fossato che verrà pulito giornalmente, mentre sui marciapiedi verranno installati 1500 cestini per carta e deiezioni canine. La rivoluzione è servita, ma libererà la città dalla morsa dei rifiuti? Abbiamo apportato una serie di modifiche senza aumentare, lo sottolineiamo, di €1 la tassa sui rifiuti, ma recuperando queste risorse all'interno di una rivisitazione del progetto. Abbiamo stilato una serie di servizi e crediamo che con il controllo di questo appalto adesso si possa davvero vedere la nostra azione in città. Stiamo incontrando i commercianti a 2 a 2, a 3 a 3, fino a ieri sera abbiamo fatto riunioni in loco, soprattutto nei locali della Movida, ma non solo, stiamo intervenendo anche sui mercati rionali. E anche i mercati rionali sono frequentati da migliaia di cittadini e ad oggi non sono regolamentati, quindi pretendiamo lì più decoro, più pulizia, ma in un clima sempre che è stato quello del primo giorno di dialogo e di costruzione insieme di questo percorso.
La seconda buona notizia, legata alla variante al capitolato d'appalto, riguarda 110 lavoratori del bacino prefettizio che saranno inseriti nei servizi di spazzamento e di prossimità. Plaude l'iniziativa il Sifus che, però... L'avvertenza per noi non si chiude qui perché attendiamo che questi lavoratori vengano trasformati tutti full time e tutti con il livello a loro spettante. La Grana dei Rifiuti potrebbe riservare nuove sorprese e nuovi scenari. C'è un'ultima ora, ancora sbarchi a Lampedusa, 46 migranti originari di Egitto, Bangladesh, Pakistan e Siria sono approdati nell'isola dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La loro carretta, partita dalla Libia, era stata scortata da un ONG che si chiama Nadir. Il gruppo è stato portato all'hotspot di Lampedusa a Contrada Imbriacola. Intanto la prefettura di Agrigento sta coordinando i trasferimenti con partenze per Porto Empedocle ma anche Roma. Bene, adesso Angelo, se tu sei d'accordo possiamo cominciare con la rassegna stampa siciliana. Bene così, allora partiamo proprio dai migranti, visto che abbiamo dato una notizia di sbarchi, perché sulla Sicilia in prima pagina fotonotizia a proposito di quello che è l'accordo raggiunto in Europa, patti chiari, questo è il titolo con 3 puntini di sospensione, fumata bianca in Unione Europea alla UE sul nodo dei migranti, passa la linea italiana, Berlino cede sulle ONG, il ministro Nordio e intanto dice toghe, con le toghe nessuno scontro, l'abbiamo sentito proprio dalla sua voce poco fa nel servizio. E poi l'economia, che è quella che chiaramente influisce quotidianamente sulle nostre giornate, sulla nostra vita, meno soldi per gli acquisti, effetto inflazione sulle famiglie costrette anche a intaccare i risparmi, si riducono tutti gli indici dei consumi. L'inflazione divora anche il potere di acquisto delle famiglie che secondo l'Istat subiscono una diminuzione del valore del loro denaro rispetto alla corsa dei prezzi e quindi una situazione certamente non ottimale, direi, anzi tutt'altro. Si parla anche di cronaca stamattina sulla Sicilia perché a Palermo poliziotti infedeli, soldi e doni in cambio di soffiate al pusher, ci sono stati 2 arresti e poi un richiamo in prima pagina per quanto riguarda la pagina dello sport, eccolo qui al Catania, il primo derby stagionale con il Messina in Coppa Italia di Serie C. I rossazzurri hanno vinto 2-0 e volano ai 16esimi, hanno vinto 2-1, chiedo scusa, e volano in prossimo turno e quindi aspettano il prossimo avversario. Allora le pagine interne della Sicilia, cominciamo proprio per approfondire la vicenda del potere di acquisto che cala per le famiglie italiane. L'inflazione spinge anche a intaccare i risparmi, comunque i consumi si riducono. Ne parleremo, magari questo ne potremmo approfittare in giornata fra poco. Le associazioni dei consumatori chiedono di prorogare almeno gli aiuti per le bollette di luce e gas. E a proposito, c'è il carrello tricolore, al via il monitoraggio dei prezzi. È un tema che affronteremo in mattinata e quindi avremo la possibilità di poter capire come sta andando, se è partito, se ci sono evidentemente sviluppi. Poi invece la cronaca giudiziaria a Catania, l'Agorà di Cosa Nostra, Scaccomatto e Santa Paola, chieste condanne per 53, l'inchiesta dei Ross a Bicocca, la lunga requisitoria della PM Raffaella Vinciguerra, alla sbarra i boss di Catania Lentini e Caltagirone. Dopo gli arresti si pentì l'adranita Vincenzo Castelli che assieme a Filippo Scordino blinda il quadro accusatorio. Questo è quello che scrive stamattina sulla Sicilia la collega Laura Di Stefano. Adesso invece siamo sulla città di Catania perché ne abbiamo parlato di rifiuti, perché il tema dei rifiuti è sempre di grande attualità a Catania. Un piano contro le microdiscariche all'ente di via Nuova Luce spetta la raccolta, e ci riferiamo alla città metropolitana, e il conferimento, i costi saranno a carico del comune, l'assessore Latari non si tocca, abbiamo già sentito anche le sue parole. Questo per quanto riguarda la città di Catania. Poi lo scandalo sanità, campagna patteggia 3 anni e 9 mesi, il sistema per garantire incariche a candidati segnalati dai politici, emessa la prima condanna.
Poi ancora guasto aereo Ryanair, interrompe il decollo, sono stati dirottati alcuni voli, ce ne siamo occupati anche nella giornata di ieri nel corso dei nostri telegiornali. Un richiamo stamattina lo facciamo allo sport, visto che ci siamo con la Sicilia. Catania, bastano 2 gol per superare il Messina e firmare la qualificazione, il punteggio 2-1 nella ripresa, i gol di Bocic che ha sbloccato il match, il raddoppio poi di Sarao e nei minuti finali è arrivato il gol dei giallorossi direttamente su punizione di Ortisi. Questo per quanto riguarda il Catania. Faremo vedere le immagini chiaramente nei telegiornali già a partire dalle 11.30 su Telecolor, poi le edizioni delle 13.30 su Antenna Sicilia, delle 14 sempre su Telecolor. Giornale di Sicilia, ultimatum della RAP dei furbetti, assenteismo e inefficienza, la galla si cambi o la raccolta rifiuti va ai privati. Costa 120 milioni e dal riciclo recupera solo l'1%, l'ira del primo cittadino che attira pure i troppi delegati sindacali fra i comunali. E poi, che addita, chiedo scusa, poi ancora tra i 101 indagati il recordman ha presenze fittizie per 224 ore. Mamma mia! Poi le registrazioni video, leggiamo ancora qualche passaggio stamattina, galleria degli scandali, accertati 1400 episodi, il Beige e i colleghi e poi in giro. Ancora leggiamo corruzioni e affari con la droga, Palermo arrestati 2 poliziotti, erano in servizio alla squadra mobile. E poi sempre per quanto riguarda invece la politica, all'Ars riforma varata, più facile affidare le gare senza appalti, procedura a invito fino a 5,3 milioni. Ma ci sono delle tensioni per quanto riguarda Mazara del Vallo, la trattativa nell'Unione Europea, c'è l'accordo, ma comunque via migranti dalla villa comunale il sindaco fa togliere le panchine. Questo è il quadro raccontato e descritto dalla prima pagina del Giornale di Sicilia. Passiamo adesso alla edizione di Palermo di Repubblica. Il sindaco deputato lasci l'antimafia, il caso della tentata processione sotto casa del boss, polemiche politiche su Salvatore Geraci. Qui siamo a Cerda, vero? Sì, siamo a Cerda nel Palermitano. RAP, la truffa da 40.000 euro per timbrare senza lavorare, la vicenda sempre degli assenteisti che sono stati scoperti. E poi il caso delle mense scolastiche, c'è la fumata bianca, c'è l'accordo sindacale, ma la data di partenza ancora manca, quindi diciamo che è quasi grigia questa fumata di cui stiamo parlando. Ancora dal quotidiano che viene diciamo che si occupa delle vicende di Palermo, il bei jolly degli assenteisti, trucchetto da 40.000 euro per timbrare senza lavorare, gli indagati utilizzavano un tesserino universale che sarebbe dovuto servire a chi dimenticava a casa quello personale, insomma, sì. Riuscivano. Ieri i nostri colleghi di Palermo calcolavano un anno praticamente di lavoro non eseguito. Insomma, è davvero tantissimo, direi. Poi, sempre dalle pagine interne dell'edizione di Palermo di Repubblica c'è il caso Cerda, la processione deviata in omaggio al boss, il sindaco deputato lasci l'antimafia, attacchi all'indagato da Lavardera e anche da De Luca, Geraci non ci sta, ne uscirò a testa alta. Queste sono le sue parole. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, l'apertura come sempre dedicata alla città, una caratteristica, l'abbiamo sempre sottolineato della Gazzetta, Messina, una città cantiere, il sindaco Basile, un disagio per una viabilità migliore, usiamo anche gli autobus, dalla prossima settimana lavori in contemporanea su 4 importanti arterie, questo evidentemente comporterà inevitabili disagi per chi deve spostarsi in auto. Poi Ateneo verso il voto, tra veleni e tensioni, siamo ovviamente all'Università di Messina, clima torrido all'Università proprio della città dello Stretto. Anche sulla prima pagina, così come vedremo su altri tanti quotidiani, quelli nazionali, si fa riferimento, alla prima pagina della Gazzetta, si fa riferimento alla tragedia di Mestre, niente segni di frenata, malore dell'autista o manovra azzardata, il bilancio finale, 21 morti, 15 feriti, 10 si trovano in
terapia intensiva. Certo che quella ringhiera non si può definire un guardrail, è tutt'altro che un Assolutamente, i lavori guardrail. erano fermi a 400 metri prima, È poi una lo vedremo. ringhiera. Davvero brutta questa storia. Migranti superato lo scoglio, ONG, c'è l'intesa nell'Unione Europea, e mi piace stamattina sottolinearlo, abbiamo fatto già qualche altra volta, però diamo merito al nostro Sinner perché ieri ha vinto l'ATP 500 di Pechino, la sua ascesa è formidabile, ha battuto per la prima volta Medvedev, quindi diciamo che è un momento positivo per il nostro tennista. Un'ultima curiosità prima di lasciarci per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani, a proposito sempre della città di Messina, Salvini non frena, parliamo del ponte, cantieri al via nel 2024. Parola di ministro. Bene, ci fermiamo qui, facciamo una breve pausa, poi tra poco la rassegna stampa italiana. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Procediamo con la rassegna stampa nazionale? Sì, cominciamo allora con la Repubblica. Come vedi, l'autista e il bus impazzito a proposito del dramma di Mestre, il giallo degli ultimi secondi, il guardrail mai restaurato e quel buco di 2 metri, questa è adesso chiaramente l'inchiesta, le indagini per quanto riguarda questo terribile incidente, una vicenda che viene poi approfondita anche nelle pagine interne da tutti i quotidiani. L'emergenza lavoro, sfuma il salario minimo, il CNEL di Brunetta presenta il suo documento che accoglie le obiezioni del governo e affossa la proposta di legge, spaccatura nel sindacato, la CGIL vota contro, la UIL si astiene, la rabbia di PD e Movimento 5 Stelle, Confindustria bisogna dire la verità. Per i migranti, compromesso elettorale, Unione Europea sui salvataggi umanitari. Poi ancora andiamo all'estero, Crosetto frena sulle armi a Kiev, poche sono le risorse e intanto i trampiani paralizzano il congresso degli Stati Uniti. Questo che cosa significa? Significa che potrebbero anche rallentare l'arrivo degli aiuti, in Ucraina. Nell'enciclica La lezione del Papa ambientalista, questo è un approfondimento molto interessante. 24 maggio 2015 Papa Francesco pubblicò la sua seconda enciclica che cambiò il mondo, la chiamò Laudato Si, come incipit del cantico delle creature. Questa è la prima pagina di Repubblica. Adesso vediamo il Corriere, anche qui l'apertura dedicata all'autobus, un buco nel guardrail, Venezia identificata le 21 vittime, il dramma dei feriti, grave anche una bimba ucraina, ma anche qui c'è la foto che mostra come effettivamente non si trattasse neanche di un guardrail. Il pullman è precipitato e non c'è la barriera, esclusi i contatti con altri veicoli, non c'era assolutamente barriera. Salvini intanto critica le batterie elettriche e il PD attacca. Come vedete poi ci sono anche le storie, i fratellini salvati e la sposina morta, sono storie delle vittime, di chi è riuscito a salvarsi. E ancora, anche sulla prima pagina del Corriere si parla di Papa Francesco, l'esortazione del Papa, il clima muta a causa nostra, tempo scaduto, sono le parole del Papa. Poi i migranti e asilo, c'è l'intesa in Unione Europea, stralciato il capitolo sulle ONG e quindi per il momento si può andare d'accordo. avanti. Per adesso si va avanti, si cerca di trovare un punto di equilibrio. La Stampa, strage di Mestre, lo scandalo del guardrail, adesso tutti praticamente sono concentrati, hanno l'attenzione su questo tratto di strada dove mancava di fatto la protezione, la manutenzione. Questa è la notizia che viene fuori, fermata a 400 metri prima del punto di impatto. I sopravvissuti urlavamo, l'autista ha avuto un malore. Questa è una testimonianza importante perché ancora non si sa bene la causa del disastro.
Anche qui la sposa, il neonato e le famiglie spezzate, le storie, i racconti evidentemente dei sopravvissuti ma anche delle vittime. Salario minimo, addio alla legge, la proposta del CNEL di Brunetta, concentrarsi sui contratti collettivi, la CGIL lascia il tavolo, il BTP arriva al 5%, stiamo parlando di economia. Poi ancora un focus, la stampa è sempre molto attenta a quello che succede alla sanità italiana, perché sui tagli a medici e ospedali nessuno può dirsi davvero innocente, e quindi insomma ci sono poi delle pagine interne dedicate proprio alle vicende della nostra sanità, che abbiamo già visto ieri non sta proprio così bene. Il Messaggero adesso, migranti, passa la linea italiana, questo è il titolo centrale per il quotidiano di Roma, firmato l'accordo in Europa, escluse le modifiche chieste da Berlino in favore delle ONG, nell'intesa scatta l'obbligo di aiuto per gestire i ricollocamenti, la Meloni: non siamo isolati. Ma anche sul Messaggero c'è la strage di Mestre, l'ipotesi malore dell'autista, e poi una notizia che riguarda tutti, perché si parla di tassa piatta al 21%, però attenzione, per negozi e uffici nella riforma fiscale. Nei piccoli centri prelievi ancora più bassi, i fondi dovranno essere stanziati in manovra, si va quindi verso una riforma del fisco. E poi c'è il nodo delle pensioni e il crollo del mito del posto fisso, squilibri futuri, quello che scrive stamattina il Messaggero, una notizia che ha a che fare con l'economia e anche con lo sport. Riyadh con la Roma, pensando all'Expo, sponsor da 25 milioni in 2 anni, Gualtieri: ci temono per il 2030. Insomma, schermaglie anche che mettono di mezzo il calcio, e c'è anche l'economia. 21 morti, barriera fuori legge, Salvini accusa i motori elettrici, e qui la foto è ancora più chiara di quella che era la protezione in quel tratto di strada. Il guardrail alto appena 52 centimetri, subito squarciato. Il cavalcapia Vempa, mai inserito nella banca dati del Ministero sulle opere più a rischio. Insomma, la situazione adesso incominciano a venire fuori molti particolari: l'autobus caduto e i lavori di messa a norma fermi da 5 anni. Insomma, qualcuno alla fine dovrà spiegare il perché. Le mosse del governo: come cambiano le tasse, sconti, nuovi scaglioni, l'IRPEF e il taglio del cuneo, tutte le novità. E allora, siccome questo è un argomento che immagino interessi un po' tutti noi, siamo andati a vedere cosa comporta questo tipo di evidentemente cambio delle tasse, quali saranno le conseguenze. Allora, cambiano le tasse, ci sono i nuovi scaglioni dell'IRPEF e il cuneo fiscale viene tagliato, uno stipendio in più per i redditi più bassi. Questo è quello che si legge. Il cantiere fisco, eccolo qui, questo specchietto che ci riassume un po' la situazione. I nuovi scaglioni, riduzioni da 4 a 3 fino a 28.000 euro, una tassazione del 23%, fino a 50.000 euro del 35%, superiore a 50 43%. Questa è la situazione. Poi un'ipotesi di taglio degli sconti fiscali, insomma ci sono diversi fatti salvo, però la sanità, la casa, la famiglia e anche l'efficientamento energetico. Ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda anche le detrazioni fiscali con reddito di 100.000 euro. Attenzione, poi staremo a vedere. Questo era il particolare che stamattina mi premeva evidentemente evidenziare. Torniamo di nuovo allora alle prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo avanti adesso con Avvenire. Eccola qua la prima: l'uomo, la terra, lo spirito, la Chiesa ascolta e cambia. Il Papa apre il Sinodo e pubblica l'esortazione apostolica Laudate Deum. Emergenza climatica, innegabile difendere i poveri. Queste sono le parole. Centra sempre i temi, li coglie sempre tutti. È molto attento. E poi Moraglia sulla strage dell'autobus, responsabili l'uno dell'altro, l'ipotesi del malore dell'autista, le polemiche sul guardrail inadeguato. A parlare il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. E parla insomma
in qualche modo centra quali sono le possibili cause di questo terribile incidente. Passaggio a nord-ovest, come sempre la foto che ci mostra il manifesto, la chiusura della rete ferroviaria Italia-Francia fino all'estate 2024 allarma il mondo economico, ma il vero danno sarà l'inquinamento per il trasporto di merci e passeggeri su gomma in una zona già compromessa. Salvini però pensa solo al ponte, 12 miliardi in manovra. Questa insomma è la polemica del manifesto. Esattamente, del manifesto. Sulle ONG Berlino fa marcia indietro, questo è quello che scrive il manifesto. Chiudiamo con il Tempo, l'Europa si piega all'Italia, emergenza migranti, Meloni vince il braccio di ferro con il cancelliere Scholz sull'emendamento pro ONG, via libera al regolamento, rimpatri, controlli comuni e ricollocamenti obbligatori, il Premier passa la nostra linea, ora a essere isolata nell'Unione Europea è rimasta solo la sinistra. Poi il PD ossessionato dal fascismo, no alle vie che ricordano il ventennio, e poi come sempre c'è la riflessione di Osho che dice: sono andata a prendere tutto città, ma se divertimo per cambiare le strade, il nome delle strade. Ci fermiamo qui. D'accordo, allora fra pochissimo Mare Liberum, 7ª edizione di questo festival di geopolitica, tra poco tutti i particolari. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite e gli diamo il benvenuto, è Claudio Corbino che è presidente dell'Associazione Diplomatici. Vogliamo parlare di questo festival della geopolitica, nome in latino Mare Liberum, è alla 7ª edizione, quindi non è una novità, ma è aggiornatissimo sulle cose che succedono nel mondo. Si svolge oggi a partire dalle 14:30 all'Università di Catania e nella sede del Comune di Catania, e si terrà anche domani. Qual è l'obiettivo di Mare Liberum? Ma l'obiettivo è poter offrire ai giovani una bussola per comprendere cosa accade nel mondo. Sono molti i fatti che naturalmente animano la nostra quotidianità, che nascono anche in luoghi lontani da noi, ma su di noi riverberano un effetto immediato. Mi piacerebbe che i giovani capissero che il mondo si può cambiare. Sì, noi ne parliamo tutti i giorni, dall'Ucraina a questo problema che, come dire, attraversa l'Europa dei migranti. Quali saranno i temi particolari, almeno i principali che affronterete? Oltre a quelli naturalmente che lei ha citato, ci saranno i temi dell'energia, quindi tutto quanto attiene al ripensamento energetico che informa di sé le politiche mediorientali, le politiche occidentali e non solo. Appunto la questione migranti, che naturalmente torna prepotentemente di attualità, e anche un occhio più generale a che cosa accade negli altri paesi sul tema dell'educazione e della formazione, proprio per cercare di invogliare i giovani a intraprendere strade anche più coraggiose. Beh, certo, voi avete una ricetta sui migranti, perché qua mi pare, vabbè, adesso abbiamo raggiunto un accordo, l'abbiamo chiamato così, è una specie di compromesso, abbiamo fatto finta che le ONG non ci sono, e quindi grazie a quello, diciamo, abbiamo trovato un'intesa. Qual è il vostro punto di vista sulla questione dei migranti, che è un problemone per tutti, diciamo, non è una roba semplice? Lei dice bene, e ci vorrebbe la bacchetta magica, però io l'unica cosa che mi piacerebbe è partire dai numeri e ragionare sui numeri. Negli ultimi 10 anni in Europa sono sbarcati 2,4 milioni di migranti. 2 milioni e mezzo quasi, negli ultimi 10 anni. Però se pensiamo che la popolazione europea è fatta di 450 milioni, 2 milioni e mezzo sono lo 0,6%, come se in uno stadio di 80.000 ve ne fossero 480. Sì. Ora l'Europa non può temere questi numeri, quindi c'è un tema purtroppo di esasperazione politica e dall'una e dall'altra parte. Ecco, secondo me andrebbe affrontato senza furore ideologico il tema dei migranti, riportato all'interno della sua reale dimensione, che, come ha detto anche Papa Francesco, non è un'invasione, e, per citare il Presidente della Repubblica, invece consideriamo ormai preistoriche le regole di Dublino e ripensiamo regole comuni che consentano a questi
poveri disgraziati di arrivare in una terra libera come l'Europa e cercare un futuro per sé. Sì, ricordo che diciamo, il regolamento di Dublino prevede che chi approda in un paese debba obbligatoriamente rimanere in quel paese, ma come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella è preistoria perché non succede più. Esatto. Ieri mi aveva colpito Calenda, non perché sia Calenda dal punto di vista dello schieramento politico, ma perché lui ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto ma diciamoci la verità, qui in Italia ci stanno ogni anno 500.000 migranti, gli altri non vengono da noi e se ne vanno e sono sempre 500.000, cioè, non è che ogni anno diventano 1 milione, 500.000, è vero questo? È verissimo, la matematica a volte aiuta a comprendere la realtà meglio della politica. Ecco, cioè in realtà è così perché loro vogliono andare, diciamoci la verità, nell'Europa del Nord, Germania. Soprattutto in Germania, soprattutto nell'Europa del Nord, ma direi che è normale che chi arriva qua in condizioni di disperazione ovviamente non può che arrivare in Italia proprio per la ragione logistica del nostro posizionamento mediterraneo. Forse il problema vero è riuscire teoricamente a organizzare arrivi meno caotici, con minori sofferenze, perché moltissime purtroppo sono i morti nel mare Mediterraneo, e che non siano concentrati soltanto a Lampedusa o un pochino in Grecia, un pochino Spagna e Portogallo, ma per il resto è soprattutto da noi. Lei dice benissimo, dal mio punto di vista si dovrebbe organizzare una decorosa accoglienza dei migranti sì. E posizionare il problema per quello che esso è realmente. Non è un'invasione, non è un dramma per chi li riceve, ma è un dramma per chi parte e andrebbero, ma ci sono paesi europei, adesso voglio dire la Spagna e il Portogallo, che hanno molto ben organizzato negli ultimi anni sistemi di accoglienza più decorosi. Credo che la politica dovrebbe smettere di soffiare sulle paure della gente. Ecco, questo è molto interessante, la sua sollecitazione. Ci saranno un sacco di ospiti, un sacco di personaggi, solo a nominarli tutti ci vorrebbe un programma qua, da Angelino Alfano che fa ritorno sulla scena, diciamo così, politico istituzionale, sino a Caterina Zarembo, quindi tantissimi personaggi anche della comunicazione, ma esperti anche di questioni internazionali, no? Ma è un po' la forza della nostra storia di associazioni diplomatici, fare incontrare le generazioni. Io credo che in questo momento non è che manchino i maestri cui ispirarsi, manchi il dialogo fra i più grandi e i più giovani. Noi vogliamo essere ponte di questo dialogo. È giusto, giustissimo. Avrete anche De Gregori, che come dire, un bel colpo, se posso permettermi, perché ci sarà un concerto al Teatro Bellini. De Gregori non si vede moltissimo ultimamente, se non ogni tanto con suo amico Venditti, naturalmente. Francesco è il mio idolo da quando ero ragazzino, lo posso confessare, non è l'unico, lei ed è un carissimo amico che negli ultimi 5 anni ha partecipato sempre con grande passione alle nostre iniziative, non solo regalando i suoi concerti. Abbiamo intervistato insieme a lui Clinton 2 anni fa a New York alle Nazioni Unite. Caspita. Per ragionare di come arte e politica possano parlare ai ragazzi. Francesco è un artista che non ha bisogno della mia insomma, sottolineatura, però mi piace sottolineare perché noi sollecitiamo i ragazzi al tema dell'arte, perché l'arte è quel qualcosa che ti porta a guardare il mondo con gli occhi di un altro e mettersi nei panni di un altro, se ci pensiamo. È anche il primo strumento per prevenire le guerre e mantenere la pace. Quindi... Beh, è un pensiero, una ispirazione molto molto condivisibile. Le volevo chiedere una curiosità, approfittando del fatto che lei è qua, ma ci aiuta a capire che sta succedendo negli Stati Uniti, perché con questa questione di Trump, la questione del bilancio in default o non in default, ci aiuta un pochino a orientarci su questo? Anche questa è una domanda da 1 miliardo di euro. Ecco. Le dico che la questione... Qualche chiarimento almeno. Sperando di essere all'altezza. La questione del default in realtà è una non questione, perché è una questione tecnica che attiene all'approvazione del bilancio, che ogni anno si pone, perché il bilancio degli Stati Uniti può spendere entro il termine di debito che ogni anno viene approvato. Quando questo termine di debito, questo tetto di debito dovesse essere superato, non si possono più pagare i servizi pubblici essenziali. Quindi è un tema
molto pressante per la politica. Ci siamo? Ma sì, si sbloccherà, questo si sbloccherà. Sul piano del bilancio non ci sarà certamente nessuna difficoltà. C'è una difficoltà più significativa, che è quella del funzionamento del sistema democratico. Ricordiamoci cos'è successo a Capitol Hill il 6 gennaio di qualche anno fa, l'assalto di Capitol Hill, Trump nuovamente in pista. Diciamo la verità, il presidente Biden che offre delle ragioni di perplessità circa la sua salute, circa la sua tenuta complessiva, quindi paradossalmente il più importante paese del blocco occidentale, il leader della democrazia occidentale, ha un grosso problema di funzionamento democratico e su questo bisognerebbe interrogarsi. È giusto. Io volevo chiedere al Presidente dei Diplomatici, come ogni anno voi vi apprestate, perché poi in primavera avete una mission, quella di portare gli studenti, pensa, italiani, siciliani all'ONU. È un'esperienza bellissima per i ragazzi che partecipano a questo progetto e arrivano da tutta Italia e poi avete anche adesso allargato anche a Dubai, fate delle missioni anche a Dubai. Insomma, portate questi ragazzi a toccare con mano poi quello che è insomma, le Nazioni Unite intanto e non solo. Ma lei dice bene, a toccare con mano, che secondo me è quel più che serve per comprendere veramente che cosa accade nel mondo. Noi formiamo i ragazzi in realtà non più soltanto dall'Italia ma da tutto il mondo. Abbiamo attività in 152 diversi paesi del mondo, questi ragazzi partecipano alle nostre classi internazionali di studio animate da molti di questi ospiti che saranno presenti in questi giorni e non solo, e tentano di comprendere attraverso questo studio cosa accade nel mondo, quindi la geopolitica, l'economia internazionale, le relazioni internazionali. Completano questo percorso di studio partecipando ad uno di quei forum che lei citava, il più evocativo certamente quello di New York al Palazzo di Vetro, dove mettono in pratica, diciamo così, giocando al gioco degli ambasciatori, le nozioni che hanno imparato. In realtà il nostro obiettivo è far superare alcune barriere, no? Di razza, di religione, di difficoltà e aprire questi ragazzi al mondo globale che li aspetta. L'ultima domanda che le faccio è questa, molto semplice ma basilare. Una volta noi dicevamo politica estera, ora si chiama geopolitica. Che vuol dire geopolitica? Guardi, la politica estera in realtà è l'azione concreta che un determinato governo intende assumere rispetto alla proiezione di sé nel mondo. La geopolitica invece è lo studio di quei fattori geografici che hanno condizionato alcuni elementi politici. Faccio un esempio molto banale. Laddove manchi l'acqua è naturale immaginarsi una grande immigrazione verso posti in cui l'acqua c'è, ad esempio. Ecco cos'è la geopolitica. Quindi la situazione geografica che condiziona la politica e viceversa. Assolutamente sì, si parte sempre, come dice il grande Lucio Caracciolo, membro del nostro advisory board, è istituzione insuperabile quando si parla di geopolitica in Italia, si deve sempre partire da una mappa per capire cosa sta accadendo nel mondo. Molto interessante, grazie anche per questo. Claudio Corbino, presidente dell'Associazione Diplomatici. Mare Liberum comincia oggi pomeriggio alle 14:30 all'Università di Catania e al Comune di Catania. Ecco il poster, grazie, buon lavoro e complimenti. Tra poco un nuovo argomento, state con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di giovedì. Bel tempo su tutto il nostro territorio, prevalenza di sole con qualche nuvola in più che si farà vedere sulle regioni settentrionali, ma comunque senza effetti significativi. Alta pressione dominante sulla Sicilia, il contesto si manterrà stabile asciutto con ampi spazi soleggiati, cielo sereno e terso con assenza di nuvole, clima ancora caldo visto il periodo in cui ci troviamo, valori massimi infatti che molte località arriveranno a toccare ancora una volta punte di 29 e 30 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di venerdì, prevalenza ancora una volta di sole grazie all'alta pressione, qualche nuvola in più si farà vedere nella prima parte della giornata sul versante tirrenico ma in rapido diradamento. Temperature massime diurne che resteranno pressoché stazionarie. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Dove scelta la strada in Vitania? C'è bus di strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo così, sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. Ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia.
E infatti tutti i giorni prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19 su questa rete, naturalmente, Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto a Carmelo Calì, che è vicepresidente nazionale Confconsumatori, un nostro abitué, ormai lo conosciamo e lo stimiamo tutti. Dobbiamo parlare di questo carrello tricolore, cioè insomma, questi sconti che ci sono, dovrebbero esserci nei supermercati, comunque più in generale nei generi, diciamo, nei negozi di alimentari soprattutto, ma non solo. Come sta andando? Ma noi diciamo che salutiamo sempre positivamente le iniziative che vanno a favore di un risparmio per i consumatori, però certamente questa iniziativa ci convince a metà. Nel senso che vorremmo capire, capiremo cosa accadrà nei prossimi giorni, perché è chiaro, si tratta di un accordo che è stato fatto dalle aziende della distribuzione con il governo e queste aziende, dopo aver aumentato nell'ultimo anno anche del 100% il prezzo dei prodotti, adesso hanno detto non lo faccio più. Ecco, e il governo ci ha creduto che non lo fanno più. Cioè, stiamo parlando di questo. Rimangono bloccati al prezzo aumentato. Perfetto. E quindi diciamo dobbiamo capire se si tratta di questo. Però poi, lei prima diceva a metà, cioè qualcosa sì, che mi convince. no, a metà nel senso che in ogni caso è un'iniziativa che ha come finalità quella di cercare di frenare, quindi poi appunto ci sono delle questioni che non ci convincono, anche la questione della scelta dei beni, non c'è frutta e verdura, c'è la possibilità anche comunque in ogni caso nei supermercati di avere degli sconti, quindi sarà una cosa da sperimentare sul campo, però resta la questione principale che a nostro avviso in ogni caso non è risolutiva e altre questioni dovrebbero essere affrontate. Sì, perché adesso chiedete anche il monitoraggio dei prezzi, no? Perché scatta questa operazione, però mi pare ci devono essere anche dei controlli. Possiamo vedere la Sicilia stamattina dice al via il monitoraggio dei prezzi e proprio sono le associazioni dei consumatori che chiedono che venga fatto, ecco qua, e che sia attivato anche Mister Prezzi in maniera periodica. Sì, io ho partecipato a questa riunione ieri da remoto che c'è stata delle associazioni dei consumatori con il Ministro Russo. Abbiamo formulato delle proposte perché a nostro avviso vi sono tutta una serie di interventi che vanno fatti. Uno di questi appunto è il monitoraggio dei prezzi. Noi riteniamo che il monitoraggio dei prezzi possa avvenire anche con il coinvolgimento dell'associazione dei consumatori, anche garantendo la presenza dell'associazione dei consumatori nelle commissioni comunali che in base a un regio decreto del 27 non lo consente, e questi sono interventi, però ce ne sono anche altri che abbiamo indicato nel corso della riunione di ieri che a nostro avviso sono decisivi, ad esempio innanzitutto in materia di energia, cioè benzina e luce non ci sono. Ecco, innanzitutto sulla benzina e sull'energia, diciamo. Perfetto. Innanzitutto un intervento immediato, anche se a tempo, come fatto dal precedente governo, di tagliare per 6 mesi almeno, o per anche un periodo maggiore, il prezzo delle accise e di tutti gli altri altre imposizioni fiscali, sia sui carburanti che sulle spese parafiscali delle bollette. Questo consentirebbe, ha avuto un beneficio in quell'esperienza, certamente era e sarà, in caso di accoglimento, un provvedimento temporaneo, però avrà effetto, e quindi noi chiediamo innanzitutto che ci possa essere questo, in attesa poi di una riforma complessiva che possa togliere tutti questi addebiti dai carburanti e dall'energia, e potrebbero essere compensati con i maggiori introiti IVA che ci sono, e quindi si potrebbe andare a fare una riforma più ampia, sistematica, complessiva. Beh, intanto questa è una richiesta molto precisa: tagliare le accise e intervenire sulle bollette, calmierare, diciamo così, le bollette. Questo è il primo punto importante. Secondo punto è che non c'è manco un elenco preciso dei prodotti che sono sottoposti agli sconti, è vero, cioè ognuno va per i fatti suoi praticamente. Diciamo, dovrebbero adesso anche indicarsi. In questo momento c'è
allora, chiamiamola una fase iniziale in cui si può giustificare questa assenza, però già siamo ricordiamo dovrebbe durare 3 mesi, non trimestre. In sì, questo 3 trimestre si dovrebbero aggiustare le cose. Però dico, da subito dovrebbe partire, quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni, perché altrimenti non si può lasciare nell'incertezza il consumatore che non sa dove andare, non sa quali prezzi sono scontati. Quindi innanzitutto ci vorrebbe qualcosa che oggettivamente indichi i beni che saranno oggetto e dall'altro che tutti gli esercizi commerciali possano dare delle indicazioni chiare in cui il consumatore sa che quel prezzo sta rispettando quello che è l'impegno della grande distribuzione nei confronti dei consumatori. Poi diceva prima, i supermercati applicano lo sconto sui loro prodotti che hanno già in linea di massima a prezzi più convenienti. Quindi sì, certo può capitare non solo sui propri prodotti ma anche su altri prodotti. Molte volte i supermercati applicano degli sconti, quindi nel momento in cui c'è uno sconto su un determinato bene è più conveniente di quello che può essere nel patto anti-inflazione, quindi bisogna anche capire come funziona questa cosa. Allora, però ci rendiamo conto, siamo sempre lì. Tutto è lasciato alla buona volontà, e alle buone intenzioni della grande distribuzione. Ora sappiamo noi che in teoria dovrebbe avere vantaggio a praticare degli sconti, a praticare questi sconti, perché in teoria dovrebbe attirare maggiormente. E ancora di più, se ci fossero degli sconti reali, ci fosse la possibilità di una reale concorrenza tra i supermercati, si potrebbe in qualche modo applicare, perché il problema è anche questo. Questo impegno porterà a un livellamento unico, non parlo certamente di cartello, però oppure si faranno la concorrenza oppure si stabilizzeranno su determinati prezzi, e questa è un'altra questione che bisogna capire, perché il rischio qual è? Che ci sia una sorta di accordo tacito o una pratica di prezzi tacita, in virtù della quale poi alla fine i supermercati non si fanno, c'è l'osservanza formale dell'impegno ma non la concorrenza, siamo sempre lì. Per esempio notate voi, la maggior parte degli esercizi della grande distribuzione ha optato per i cosiddetti prezzi fissi, cioè ha bloccato alcuni listini su beni di largo consumo e ha detto non li ho aumentati, e questo è lo sconto. Sì, è un po'. Sì, infatti lascia perché, ripeto, innanzitutto perché l'aumento, come dicevo prima, è già stato realizzato nell'ultimo anno, e quindi è come se fosse un blocco quasi inutile, nel senso che quello era il prezzo e quello è rimasto. E dall'altro punto di vista poi questo tipo di scelta sembra una scelta temporanea e quindi non va a colpire quella che può essere. Comunque diciamo che la gamma di prodotti, vogliamo ricordare, anche per chi eventualmente si fosse messo adesso alla ricerca giustamente di questo carrello tricolore, non riguarda solo i beni alimentari, ci sono anche prodotti per l'infanzia, per la cura della persona e così via. E tutti questi dovrebbero avere il famoso bollino con i colori della bandiera italiana, ci dovrebbe essere scritto lì trimestre anti-inflazione. Quindi l'offerta in teoria è abbastanza vasta, è interessante in teoria almeno. Sì, in teoria noi ci auguriamo che in qualche modo ci possa essere, come dicevo prima, un beneficio per i consumatori, e che questo tipo di prassi che si potrà mettere nei supermercati possa garantire veramente un'applicazione di prezzi. Per chiudere le chiedo questo, ma voi che proponete? Questa prima cosa, tagliare le accise, ne abbiamo parlato tante volte, è fondamentale. L'intervento sulle bollette è altrettanto importante, ma per la questione dei prezzi avete un'idea, un progetto, una proposta che possa servire in qualche modo come dire, a vantaggio dei consumatori e contemporaneamente non essere utopia? Ecco. Ci sono altre due questioni che ieri abbiamo sollevato e proposto al Ministro e sono a nostro avviso importanti. Innanzitutto la proroga del passaggio, la proroga del mercato tutelato in materia di energia elettrica e gas. Cioè i consumatori, le aziende e le piccole imprese già sono passate al mercato libero, dal 1° gennaio 2024
2024 dovrebbero passare i privati, chiamiamolo così, quindi i consumatori, al mercato libero. Ora, l'esperienza del mercato libero per le aziende ci ha insegnato che spesso questo passaggio ha comportato tutta una serie di problemi con aggravi di costi. Allora, immaginiamoci cosa potrà significare ulteriormente questo per i consumatori se dal 1° gennaio scatta il mercato libero e non ci sarà più il mercato tutelato. Allora, noi chiediamo che ci sia una proroga anche della partenza del mercato libero in modo che si può. Seconda questione che abbiamo sollevato, che è altrettanto importante, è quella sui mutui, e abbiamo anche trovato recepimento. Il sottosegretario ci ha invitato a presentare un emendamento che pensa di far inserire, perché in seguito all'aumento dei tassi della BCE sappiamo tutti che le famiglie si trovano in difficoltà nel pagamento di rate di mutui, finanziamenti eccetera, quindi di fare un intervento strutturale, un intervento che possa consentire un aiuto alle famiglie nel pagamento di queste come pensate possa avvenire questo aiuto? È importantissimo. Certo. In questo momento, per esempio, molte volte le banche si trovano in difficoltà perché c'è una normativa che impedisce loro, che ne so, o di sospendere il pagamento o di spalmare gli interessi. Allora, se c'è un intervento che va in questa direzione, come peraltro è accaduto anche in passato, è chiaro che questo si va a dare un beneficio alle famiglie e poi vediamo di trovare altre soluzioni. Che possono essere quindi dilazionate oppure anche a costo zero, quindi non ci sarebbe un aggravio per le banche, però consentirebbe alle famiglie in questo. Poi se può venire altro meglio ancora, però in ogni caso un intervento immediato sui mutui non l'abbiamo chiesto proprio ieri, ripeto, ci è stato chiesto di presentare. Non riguarda l'argomento, però un tema interessante è quello del caro voli, Michele, perché c'è lo stop dell'Unione Europea alla tassa per i bagagli a mano in aereo. Perché mi sembra basta di sovrapprezzi per i bagagli a mano in aereo. Questo è stato chiesto dal Parlamento Europeo con una risoluzione approvata per acclamazione e con il supporto di tutti i gruppi politici. Quindi diciamo che opportuna questa sì, era già da qualche giorno che si sapeva che stava venendo fuori questa cosa. Abbiamo salutato, ricordiamo che noi proprio quest'estate abbiamo sollevato insieme con il settimanale Salvagente e abbiamo chiesto a Mister Pezzo l'intervento proprio su questo caro bagaglio, perché abbiamo rilevato, facendo una verifica a campione sui prezzi, che vi era una lievitazione assurda del prezzo del bagaglio estiva, del bagaglio, e quindi molte volte il consumatore si trovava a completare il processo di acquisto con un prezzo del bagaglio del tutto aumenta sempre il prezzo, alla fine aumenta il prezzo del biglietto, invece così almeno questo non avviene. Allora abbiamo capito, carrello tricolore sì, va bene ma non benissimo, in ogni caso deve essere accompagnato da una serie di altre proposte che per esempio Consumatori ha elencato qua. Grazie per essere stato con noi. Ci vedremo presto, mi sa, visti i tempi. Adesso poi dopo parleremo di Sferracavallo, dove invece ci sono altri problemi purtroppo di ordine pubblico, di risse continue. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. C'è una notizia dell'ultima ora, c'è un'operazione di polizia di vaste proporzioni in cui partecipano 100 uomini dei reparti operativi di Catania e Reggio Calabria. L'operazione mira ad arrestare responsabili di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni dello Stato, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso di Santa Paola Ercolano. Ci dovrebbe essere già effettuata una decina di arresti. Comunque nel corso del telegiornale delle prossime edizioni saremo più precisi, naturalmente man mano che la polizia e gli investigatori ci forniranno le informazioni aggiornate. Adesso ci trasferiamo a Sferracavallo con il nostro Marco Cullà e Simone Aiello del comitato Il Mare di Sferracavallo. Purtroppo Sferracavallo è un posto bellissimo, ma ultimamente noi ce ne occupiamo soltanto per raccontare la rissa del sabato sera. È così, Marco? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Michele. Qui alle mie spalle c'è proprio Piazza Beccadelli, la vediamo in questo momento che è sguarnita, però il sabato sera questa piazza diventa un ring. Hai detto bene tu, perché Sferracavallo è un posto bellissimo, mi giro, vi faccio vedere insomma cosa c'è alle mie spalle, un mare veramente straordinario, però
da un mese circa ogni sabato ci sono degli episodi di violenza. Simone qui al mio fianco con il suo comitato, stiamo vedendo anche delle immagini, più volte ha denunciato questi episodi di inaudita violenza. Ogni sabato c'è qualcosa che succede qua in questa piazza, Simone. Sì, stiamo parlando di un posto che è molto frequentato da tante persone da tutta Palermo, insomma da tutta Sicilia, che giungono qui per andare al ristorante piuttosto che andare al mare in estate, oppure vedere insomma il panorama bellissimo che c'è qui. Stiamo parlando di una borgata in cui è presente l'area marina protetta e una riserva naturale. Purtroppo non essendoci controlli da parte della polizia, dei carabinieri, non essendoci questa forma di deterrenza che noi da tempo chiediamo, si verificano questi episodi e quest'estate particolarmente ha interessato il lungomare Barcarello, con ragazzini che con i motorini che sfrecciano e vanno a disturbare persone. Scusami se ti interrompo, guardiamo queste immagini, sono di una violenza incredibile, ragazzini che si lanciano sedie, tavolini, così poi per episodi assolutamente. Marco, ma anche tu. si è capito, si tratta di baby gang rivali, si tratta di qual è l'origine, ammesso che ci possa essere un'origine in queste follie, diciamo, del genere? Lo chiediamo direttamente a Simone. Io penso che ci sia un disagio sociale nei quartieri, nei quartieri qui che sono a poche centinaia di metri dalla borgata, quindi questi ragazzi arrivano qui, sono delle vere e proprie baby gang che si affrontano, come per esempio questa immagine che state portando. Ecco, questi sono gli ultimi incidenti per motivi futili. Il primo perché un ragazzo di Sferacavallo ha messo un like a una ragazza di un quartiere qua, insomma, bomba, che abbiamo a poche centinaia di metri. Il secondo per non lo so, un abusivo che si lamenta di una particolare condizione e quindi il ristoratore interviene e succede il macello. L'altro avvenuto in una giostra, e penso che anche in questa occasione ci siano stati dei motivi assolutamente futili, e questi ragazzi proprio che selvaggiamente davanti a bambini, a famiglie che stanno lì tranquillamente, insomma generano delle risse paurose. E quindi questo penso che sia una situazione che si deve affrontare, e noi chiediamo che ci sia presente sempre non lo so, il presidio dei carabinieri, o piuttosto, come parlavamo poco fa, magari utilizzando l'esercito, queste componenti dell'esercito basta passeggiare, basta soltanto passeggiare per creare deterrenza e far sì che questi fatti non si verifichino. Bisogna intervenire, quest'estate è stata catastrofica. Tra l'altro fa impressione, Marco, e lo dico anche a Simone, fa impressione che ci sia una puntualità, cioè ormai il terzo sabato, non è che ci vuole moltissimo per capire forse che, non dico tutti i giorni, ma almeno il sabato lì ci debba essere un presidio, un controllo da parte delle forze di polizia, perché se avviene... Dovrebbe essere tutti i giorni così, ma almeno il sabato, visto che il sabato è l'appuntamento delle gang che cercano semplicemente uno spunto, vanno là per prendersi a botte, questo è chiaro, è evidente, no? Si ha l'impressione che vogliano marcare il territorio, cioè questa è l'impressione che abbiamo avuto noi, e quindi siccome il sabato e la domenica c'è maggiore presenza, insomma è più facile scenare queste liti, perché penso che lo facciano apposta per dire noi siamo qui e vogliamo comandare. Benissimo, io penso che tutto nasca da questo disagio sociale, da queste situazioni veramente che ci sono in questi quartieri. Bisogna allora intervenire in due modi: primo, creando questa forma di deterrenza, cioè la presenza di carabinieri, vigili che siano nel territorio. La seconda, interessare direttamente le scuole in questi quartieri affinché si faccia un'opera di educazione a questi ragazzi che sono sbandati. Non è un problema di Sferacavallo, per carità, è in tutta Palermo che avvengono questi fenomeni, però particolarmente si concentrano nei posti in cui c'è tanta presenza, tanta gente, tante persone che passeggiano. Qui le persone è una situazione paradossale. Guardi, dottore Cucuzza, ci sono i residenti di Sferacavallo che non vanno più a passeggiare in piazza perché hanno paura
hanno paura di passeggiare, quindi noi abbiamo fatto, l'altro ci raccontava qualcosa a microfoni spenti, ovviamente chiacchierando con Simone, ci raccontava anche degli episodi che non sono forse anche neanche stati denunciati. Esempio, a luglio, giugno c'erano persone con famiglie che stavano qui passeggiando in piazza o nelle vie limitrofe e venivano colpiti senza motivo da alcuni ragazzini. Ma roba da matti, sì, comunque sono state denunciate queste cose. Quest'estate specialmente nel lungomare Barcarello, gente che passeggiava, questi col motorino elettrico si avvicinano sbeffeggiando queste persone e proprio dando schiaffoni o spintoni. Addirittura c'è un episodio e questo è più grave, dei ragazzini avevano delle pistole con i gommini, con questi aggommini, e sparavano proprio sulle persone così a caso e hanno ferito gravemente alcuni di loro che sono andati in ospedale vicino agli occhi, cioè cose gravissime. La polizia le ha fermati a questi signori, siccome a questi ragazzi, perché sono ragazzini di 13-14 anni, quindi non sono perseguibili per legge e quindi è come se non fosse successo nulla, continuano a scorrazzare tranquillamente, quindi vogliamo un maggiore controllo, vogliamo che si restituisca dignità al nostro territorio, che è bellissimo, è un territorio bellissimo. Infatti, ve lo faccio anche vedere, guardate alle mie spalle. Sì. Marco, in settimana si è insediato il nuovo questore, quindi penso che sul suo tavolo una delle prime questioni sia proprio questa, cioè quella della... È una domanda che abbiamo fatto, Angelo, una domanda proprio che abbiamo fatto al questore, e lui è stato un po' più generico, più evasivo, ha detto sono degli episodi che sì, succedono a Palermo, succedono a Sferacavallo, ma succedono anche in altre città. Sì, questo è indubbio, è vero, succedono purtroppo in tante città, ormai è una triste sequela di avvenimenti. Questo non toglie che, come dire, la richiesta che viene da Sferacavallo e dal vostro comitato Mare di Sferacavallo, quella di una presenza, di un presidio di deterrenza, e noi ci sentiamo di accoglierla in pieno e ci auguriamo naturalmente che il sabato ormai sta per arrivare, insomma, non capitino più episodi del genere. Ringraziamo molto Simone Aiello del Comitato Mare di Sferacavallo, il nostro Marco Gulacci ritroveremo nel telegiornale. Adesso ci occupiamo di tutt'altro, alimentazione. Pietro Asaro, che è presidente regionale del gruppo ERAP, buongiorno e benvenuto. Allora, vogliamo parlare di cosa fare perché la fine del reddito di cittadinanza non si trasformi in un problema di ordine pubblico, come purtroppo qua e là abbiamo raccontato in diverse situazioni, non solo in Sicilia, e vengono istituiti per questo dei corsi gratuiti con stage in diversi ambiti disciplinari. Perfetto. Che corsi sono e che obiettivi danno? Sì, sono corsi non fini a se stessi, ma sono corsi che aiutano il reinserimento nel lavoro per i disoccupati e per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza, che sono diciamo, obbligati a fare questa formazione. C'è da parte dello Stato e in questo caso della Regione, perché da sottolineare che i fondi sono del PNRR, quindi non sono neanche fondi regionali, comunque è la gestione dei corsi comunque in questo caso della Regione Sicilia, per quanto riguarda la Sicilia ovviamente, c'è diciamo, un percorso di inserimento nel mondo del lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza. In questo caso stiamo vedendo tutta una serie di opzioni che possono essere addetto banconiere, macelleria, per esempio. Prima c'era, per quanto riguarda, vediamo se ce n'è qualcun altro, collaboratore di sala e bar, questo per esempio. Perfetto. Devo sottolineare che addetto installazione impianti idrosanitari, cioè, tutta una serie di formazioni professionali direi importanti, che poi sono spesso questi mestieri che mancano, è vero? Sono quelli mestieri che mancano. Devo sottolineare una cosa molto importante: nella didascalia appariva la sede di Canicattì. Canicattì non è altro che la sede centrale del gruppo. Io devo sottolineare in questo caso, al di là del fatto che nella Sicilia viene vista in tutta la Sicilia, dico che le sedi dove noi faremo i corsi sono in tutta la Sicilia. Noi siamo presenti comunque nel Catanese, in varie parti del Catanese, ovviamente abbiamo la sede a Catania, ma l'abbiamo ad Acireale, una grossa sede ad Acireale, a Giarre, siamo presenti a Paternò, siamo presenti a Caltagirone, ma questo vale per tutte le province. Quindi il gruppo ERAP, che sono 11 enti regolarmente accreditati,
che sono presenti in tutta la Regione Sicilia si stanno già attivando, anche perché il decreto di finanziamento per questi progetti è recentissimo, è del 27 di settembre, decreto di finanziamento da parte dell'assessorato regionale al lavoro, che prende questi fondi da parte dello Stato, che li ha ridivisi e che hanno lo scopo principale per reinserire nel mondo del lavoro i disoccupati. E per quanto riguarda, ripeto, i percettori di reddito di cittadinanza, è un valido strumento questo GOL, che è acronimo di Garanzia Occupabilità Lavoro, il progetto GOL che a livello nazionale è un modo per professionalizzare ancora di più questi percettori, che hanno la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro in questo senso. Devono andare nei centri per l'impiego. Cominciamo a vedere come si fa, bisogna rivolgersi ai centri. I percettori di reddito di cittadinanza o i disoccupati o chi è in NASPI e quindi prende la disoccupazione ma di fatto non ha un futuro davanti prossimo nel mondo del lavoro, devono andare nei rispettivi centri per l'impiego di tutta la Sicilia. Quindi nei rispettivi centri per l'impiego hanno la libertà di scegliere un catalogo di offerta formativa già comunque decretato da parte della Regione, e lì l'utente va a scegliere il percorso formativo facendo un patto di servizio con il centro per l'impiego, e sceglie anche l'ente dove andare a fare questa formazione. Una cosa molto importante in questi percorsi formativi, una parte preponderante molto maggiore rispetto agli anni precedenti è il tirocinio. Il tirocinio e lo stage presso le aziende, quindi non la classica formazione d'aula, che c'è anche la parte astratta, diciamo, sì, lontana. Ha azzeccato, diciamo, il termine, sì, astratta, ma direttamente sul campo. Quindi una buona parte di questi percorsi, che sono circa 500-600 ore, quindi parliamo di corsi di 4-5 mesi, anche per dare un'idea di come sono 4-5 mesi di corso. Sì, di come sono strutturati. Ma poi uno può scegliere dove andare oppure viene inserito? Diciamo... Allora, i tirocini sono scelti come aziende ospitanti dall'ente di formazione, dalla scuola di formazione. Ovviamente la preferenza viene data a c'è anche una modalità di inserimento negli stage, viene data a quell'azienda che non solo ospita per formare sul campo e per quella figura professionale, ma soprattutto per chi ne ha veramente bisogno, perché magari nel nostro caso abbiamo scelto di farci finanziare alcuni corsi dove c'è veramente mancanza assoluta di personale, perché è un paradosso pirandelliano siciliano. Per esempio, macellaio, noi abbiamo visto in alcune grosse distribuzioni alimentari, collegi di supermercati, manca sta figura del macellaio, cioè hanno problemi tutti le grosse distribuzioni di supermercati a livello regionale. Per esempio, in quel caso abbiamo visto che ci sono circa 800-900 richieste in questo momento in atto, ma che non riescono a essere evase da nessuno. Ma spesso non si affidano ad esterni in questo caso, cioè affidano la gestione della macelleria magari ad un esterno. Ma anche l'esterno a sua volta, sì, ma anche l'esterno a sua volta, il macellaio classico, il banconista non lo trova, quindi o in maniera diretta o in maniera indiretta la figura comunque ci deve essere nel mercato. Sta funzionando, è cominciato, è già in corso? Allora, il 27 sono stati decretati i finanziamenti, il mese di ottobre tutta l'utenza, e non solo percettori di reddito ma anche normali disoccupati o quelli che sono in NASPI, devono, soprattutto i percettori, devono andare nei rispettivi centri per l'impiego pertinenti alla loro residenza e scegliere sia il percorso formativo, parliamo di 30 percorsi formativi. Tra l'altro la Regione Sicilia sceglie questi percorsi formativi in riferimento a quello che è il mercato e la richiesta di mercato. Quindi, quello che diceva lei prima, sì, cioè, esatto. Elettricista, sto dicendo delle figure che possono, il tubista per esempio, che può sembrare, non si riesce per esempio grosse aziende hanno bisogno di tubisti, non li si riesce a trovare, elettricisti, quindi, ma anche altre figure, quindi questo catalogo dell'offerta formativa in questo progetto GOL è comunque per la... Diciamo, se ho capito bene, ha il vantaggio di proporre attività e mestieri dei quali c'è bisogno e c'è richiesta. La Regione Sicilia ha fatto una ricerca di mercato prima di fare il decreto,
E quindi è la stessa Regione Sicilia che dice, tramite l'assessorato al lavoro, tramite i centri per l'impiego, tramite i sondaggi fatti nei territori, quali sono le figure professionali che in effetti mancano in Sicilia, e quindi l'offerta formativa, ovviamente parliamo di corsi gratuiti perché finanziati, è rivolta di più a queste figure professionali che mancano nel mercato. Perfetto. Per chiudere, a chi bisogna rivolgersi dunque? Cosa bisogna fare per primo? Allora, non voglio fare pubblicità al mio gruppo, io sto parlando in maniera generale, anche perché questo progetto GOL è di interesse pubblico, quindi voglio dire, ma poi chiunque può andare nei centri per l'impiego, chiunque, anche i disoccupati normali, tra virgolette normali, o che è in NASPI, e scegliersi nei vari centri per l'impiego gli enti di quel territorio che offerta hanno, e ovviamente scegliersi la figura professionale che più gli si addice a quello che è il loro excursus, quello che è il loro passato, il loro curriculum attuale. Ricevono l'ascolto necessario? Questo se lo garantite? No, diciamo che i centri per l'impiego stanno collaborando, noi enti stiamo lavorando in sinergia. L'obiettivo comune è di non fare la classica formazione professionale fine a se stessa, ma veramente di creare figure che il mercato siciliano richiede. Ed è, ripeto, un paradosso pirandelliano il fatto che in una regione dove c'è un'alta disoccupazione giovanile, alcune figure professionali non si riescono a trovare perché negli anni sarà che abbiamo formato troppi laureati, sarà che abbiamo formato alcune figure professionali nel sanitario, ma alcune figure non si riescono a trovare. Magari non abbiamo formato negli anni precedenti queste figure che il mercato vuole. Che questi corsi possano davvero essere utili, soprattutto per trovare l'occupazione, che è la cosa più importante. Questo è il fine del progetto GOL. La cosa più importante. Grazie a voi. Al Pietro Ataro, presidente regionale del gruppo ERAP. Grazie. Adesso andiamo da Marco Amato, ci occupiamo di tutt'altro. Vediamo se Marco... guarda, oggi è una tazzona di caffè, vale un po' per tutti. È un design francese che amo tanto, questo viene dai miei soggiorni lionesi, un posto che amo tanto. Auguri. Allora, di che parliamo oggi, Marco? Dunque, oggi parliamo di tennis, mi è piaciuto moltissimo, anche perché ci ha dato, caro Michele, grande soddisfazione, un italiano, un altoatesino di San Candido è Yannis Sinner, è diventato supercampione addirittura ricalcando i record che fece all'epoca Adriano Panatta, quindi una storia del tennis che si rinnova e che trionfa ancora una volta lo sport italiano. Ha battuto di tutto e di più, addirittura 6-1 contro il campione in carica, è stato bravissimo. Mentre ieri vi ho raccontato di come Marte può essere lesivo, come nel caso di Fedez, in taluni transiti, vi racconto oggi come per Yannick Sinner Leone il transito di Marte in bilancia è assolutamente positivo. Marte è anche il pianeta dello sport, per cui i transiti positivi sono assolutamente da sfruttare quando ci sono delle gare, delle competizioni e dei trionfi così importanti che hanno portato lustro allo sport. Oggi la notizia del cielo zodiacale più importante è che Mercurio cambia segno zodiacale e finalmente passa in bilancia dopo aver attraversato la Vergine, quindi benissimo per i segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, che riacquistano loquela e velocità, mentre invece per i segni di terra diventa tutto un pochino più farraginoso, tranne che per la Vergine, che invece, avendo la seconda casa, compie degli accordi molto importanti, quindi può oggettivizzare questo Mercurio. Ottimo anche per il fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, mentre invece gli Acqua si sentono un po' vessati da tutta una serie di comunicazioni e notizie che a volte subiscono, in particolare il Cancro e i Pesci, che sembrano un po' più spaesati. Presenta a se stesso lo Scorpione perché utilizzerà questo Mercurio per interiorizzare meglio una serie di pensieri e percorsi. E con questo vi auguro buona giornata.
Grazie anche a te, buon caffè naturalmente con la tazzona francese. Allora, Angelo, il 5 ottobre del 1902 è nato Ray Kroc. Tu dirai, e chi è? È il visionario imprenditore statunitense, guardatelo, che ha costruito il primo impero del mondo del fast food con l'iconico McDonald's. 20 anni dopo, nel 1922, sempre il 5 ottobre, ricordiamo anche la nascita di Ciccio Ingrassia, palermitano doc, e metà del celebre duo comico Franco e Ciccio, che ha fatto ridere generazioni di italiani sul grande schermo. Nel 1947, il 5 ottobre, il presidente Harry Truman, eccolo qua, entra nelle case di milioni di americani tenendo il primo discorso televisivo in diretta dalla Casa Bianca. È l'inizio di un'era in cui la televisione diventa compagna di vita di molte famiglie e soprattutto la politica è dappertutto. Ancora io, 5 ottobre del 62, Regno Unito vede per la prima volta sul grande schermo James Bond, eccolo qua, guardatelo, nel film Agente 007, Licenza per uccidere, lui è Sean Connery, l'avete riconosciuto, con Ursula Andress che portano sullo schermo questo incredibile mondo dell'agente segreto, che poi diventerà l'agente segreto più famoso del mondo. E all'inizio dovete sapere che alcuni non erano convinti della scelta di Connery, ma poi il successo gli ha fatto cambiare evidentemente idea. 5 ottobre del 1975 c'è un altro debutto, esce il primo episodio di Goldrake, portando un nuovo standard per i cartoni animati, curiosità, il 45 giri delle sigle venderà oltre 1 milione di copie, ottenendo anche il disco d'oro. E il 5 ottobre del 1984 la missione dello Space Shuttle Challenger segna un triplo traguardo spaziale. Kathryn Sullivan diventa la prima donna americana a fare una passeggiata spaziale, Mark Garneau è il primo canadese nello spazio e per la prima volta 2 donne partecipano ad una missione spaziale. E qualche anno dopo, il 5 ottobre del 1989, il Dalai Lama, eccolo qua, lo vedete, riceve il Nobel per la pace per il suo impegno nella lotta pacifica per la liberazione del Tibet, una decisione accolta con favore in tutto il mondo, tranne che dalla Cina, che naturalmente vorrebbe avere il dominio anche del Tibet. 5 ottobre del 2011, una data triste, tristissima, ci ha lasciati Steve Jobs, il genio dietro la rivoluzione dell'informatica, l'innovatore che ha cambiato il mondo con i suoi prodotti Apple, dal primo personal computer all'iPhone, ogni lancio di prodotto ha cambiato le nostre vite quotidiane. E chiudiamo in grande stile, 5 ottobre del 1947, nasce Brian Johnson, il leggendario cantante degli AC/DC. Dopo la scomparsa di Bon Scott, Johnson prende il timone della band, li riporta al successo con l'album Back in Black 1980 e racconta che quando gli è stato chiesto di scrivere il testo di una nuova canzone si sentiva inadeguato, era bloccato. A un certo punto però poi ha scritto questo You Shook Me All Night Long, cioè mi hai scosso per tutta la notte in mezz'ora, convinto che Bon Scott, il suo collega che non c'era più, lo stesse guidando dall'aldilà. E noi ci salutiamo proprio con You Shook Me All Night Long con Brian Johnson e vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia e buona giornata. A domani.